Poi bisogna che l'Europa, ecco, noi italiani abbiamo imboccato la strada giusta adesso, perché da un lato c'è l'incompatibilità, chi fa il parlamentare europeo fa solo quello, e deve fare solo quello, deve stare lì dal lunedì al giovedì come tutti gli altri, primo. Secondo, con lo sbarramento adesso non avremo più quella frammentazione che c'era prima. Sono arrivati 5 anni fa i parlamentari europei italiani in 78 divisi in 15 delegazioni. 15 delegazioni, la media europea è di 3-4 gruppi ogni paese. Voi capite che poi grazie agli Agnoletto, ai Cappato, alle Frassoni, a chi più ne ha più ne metta, eravamo pieni di gente che faceva che cosa? Puntava il dito contro l'Italia, perché stavano lì non a fare gli interessi dell'Italia, ma a fare opposizione al governo nazionale, e quindi ci accusavano di tutto. La pagina ignobile, per esempio, delle impronte digitali. Io stavo in aula, c'erano solo italiani a parlare male dell'Italia, ci saranno stati una decina di parlamentari europei di altri paesi. Guarda caso, dopo che ci siamo presi tutti gli insulti possibili e immaginabili, noi, il governo Berlusconi, gli italiani tutti, vado all'aeroporto di Strasburgo, Francia, e assisto all'espulsione di circa 25 nomadi di tutte le età, da anziani a bambini, con i gendarmi francesi, che non sono proprio delle suore orsoline nei metodi, e che li hanno bellamente imbarcati, giustamente, per rimandarli a casa loro. Questa è la realtà. Quando vi dicono che in Europa si dice questo, questo e quest'altro, no, non si dice questo, questo e quest'altro, sono i nostri che vogliono che l'Italia sia il ventre molle dell'Europa, sono i nostri che sono stati da sempre traditori dell'Europa, dell'Italia, perché mentre noi siamo figli di quella parte che ha scelto da subito la parte giusta, che ha scelto l'Europa, che ha scelto l'America, che ha scelto l'Occidente, loro stavano con quelli che stavano dall'altra parte, i figli di Togliatti, che quando ci siamo chiesti se mai avrebbe potuto salvare qualche italiano, abbiamo poi scoperto che non avrebbe potuto salvare qualche italiano. L'abbiamo scoperto quando abbiamo aperto gli archivi segreti di Mosca, abbiamo scoperto che avrebbe semplicemente potuto non condannarli, perché era lui che condannava i suoi concittadini italiani, mettendo la firma in quei documenti. E ora noi lezioni da questi non li prendiamo. Ditelo ai vostri amici, quelli che lo fanno in buona fede a votare la sinistra, che si sbagliano di grosso. Finalmente la verità è uscita. Sapete, vi ricordate Giulietto Chiesa? Gran comunista, europarlamentare. Devo dire che a vederlo così sembra impossibile, sembra anche un vecchietto un po' buffo, un po' attaccato a vecchie cose. Ebbene, finalmente ha preso una decisione che è finalmente lo svelamento di quello che è stata la sua parte politica. Si candida di nuovo al Parlamento europeo, ma non per l'Italia, a Riga, in Lettonia, con la minoranza russa. Evviva! È tornato a casa! Allora, adesso noi dobbiamo anche fare un'altra cosa. Allora, stare là, presidiare, difendere i nostri interessi, le nostre comunità, perché c'è anche un altro problema. La sinistra, io incontro in questi giorni spesso Vittorio Prodi, no? Il fratello di Romano, e facciamo questi confronti, l'abbiamo fatto anche con gli studenti di scienze politiche a Padova. Allora dice lui, ma ci sono alcuni parlamentari, dice, che stanno in Europa con uno strano modo, si guardano indietro. Dice, come si guardano indietro? Ma si guardano al loro paese, pensano di andare in Europa a fare l'interesse del proprio paese. Dico, giusto? No, questo è egoismo. Questo è un modo antico, l'Europa non cresce, bisogna, dice, abbandonare l'idea della sovranità nazionale per quel valore aggiunto che è la sovranità sovranazionale dell'Europa. Bisogna essere prima europei, e poi casomai anche italiani, e poi casomai anche veneti. Dico, scusa, ma in virtù di che cosa tu, professore, gli dico, sei europeo? Dove sta questa Europa? Cioè, io sono europea perché sono padovana, quindi veneta, no, quindi italiana e quindi europea. Al contrario non mi risulta. Come si fa? Sono europea e poi basta.
Ebbene, questo, capite, è un modo di ragionare che non aiuta, perché provate a dire a un inglese che lui deve essere prima europeo e poi inglese. Quando c'è l'interesse nazionale, quelli fanno lobby. Lo stesso fanno i tedeschi, lo stesso fanno gli spagnoli, lo stesso fanno tutti. Solo noi facciamo questa parte ridicola, ci ridono dietro. Ci ridono dietro. Allora capite che quelli bisogna mandarne tan pochi su là, ma proprio pochi, pochi, pochi. E dobbiamo andare su tanti noi, che abbiamo questa sana idea, anche perché lo dico al professore, ma lo dico anche a voi, l'Europa non è lontana, al di là delle leggi se ne fanno 75% là, ma noi qui siamo in Europa, questo è un pezzo di Europa, noi siamo gli europei. E io voglio fare il bene di questo pezzo d'Europa, guarda, c'ho sta fissa, a me piace l'Europa, tanto mi piace più di tutti questo pezzo di Europa. Voglio fare il bene di questo pezzo di Europa, di questa comunità, delle mie persone, della mia gente, di quella che parla la mia lingua, di quella che è cresciuta come me, di quella che addirittura gli piace anche passeggiare nella nebbia, che lo capiamo solo noi e pochi altri. Insomma, quella gente con la quale sono cresciuta, che conosco, per la quale posso fare qualche cosa, perché io non posso, anche volendolo, non potrei fare il bene della Polonia, perché non la conosco. Parlano un'altra lingua, hanno un'altra storia, hanno altri sapori, altri colori, altri artisti, un altro teatro, altri pittori, altro tutto. Noi no, siamo lo stesso popolo. Popolo, che è una bella parola, popolo della libertà. Anche popolo della Lega, va bene, ma... ok. Io veramente vi prenderei tutti dentro, ma insomma avete sta fissa, prima o poi ci riuniremo. Guardate l'abbinata, guardate i colori, azzurro e verde, i prati e il cielo. Io è da una vita che voglio fare le feste verdi azzurre. Quando stavo qui in consiglio regionale dicevo a Franco Manzato, facciamo le feste verdi azzurre, e lui faceva, è una bella idea, e non l'abbiamo mai fatta. Prima o poi la faremo. La facciamo a Codogné. Quando si vince la festa verde azzurra, dai, partiamo. Allora, capite che è un altro modo, un altro mondo, un altro modo di stare in Europa, un altro modo di vivere. E guardate, io stavo l'altro giorno all'assemblea di Confindustria Verona. Finalmente anche i tecnici, gli economisti riconoscevano una cosa, questa parte d'Italia che hanno tanto maltrattato. Vi ricordate Santoro, quante ce ne ha dette di tutti i colori, ci hanno descritto come dei mussi là soltanto a lavorare, a sta roba qui. Ecco, hanno invece finalmente capito gli economisti che il valore aggiunto di questo territorio sono proprio i nostri valori, questa piccola industria che nasce modulandosi sulla famiglia, la capacità, il nostro attaccamento al lavoro, il nostro essere comunità, sentire di appartenere ad una comunità. Ce l'aveva già riconosciuto De Rita del Censis in un articolo un anno fa, diceva le eccellenze del Veneto, primato del volontariato, il sistema sociosanitario in sanità, la scuola che da noi funziona sopra la media europea. Ebbene, dice, tutto questo deriva dal fatto che i veneti unici sentono di appartenere ad una comunità. E scusate se poco, appartenere ad una comunità, questo senso di appartenenza te lo dà solo una cosa: avere dei valori pochi ma forti e condivisi. E allora noi che abbiamo radici, perché abbiamo questa nostra bella sana cultura contadina che ci tiene coi piedi radicati per terra, che ci fa amare questa terra, la terra dei padri, che sappiamo apprezzare quello che hanno fatto le generazioni prima di noi. Ecco, noi abbiamo anche, io credo, una missione: riportare in Europa questi valori, perché l'Europa dove questi valori si sono smarriti è esausta, è vuota, non sa più essere una casa accogliente per i propri cittadini. Guardate